Terza corsa, prova per femmine di 3 anni, vincitrici di 2000 euro in carriera. In 12 al via, 1 Grace FD Spring, 2 Jeffy Cole, 3 Galassia Lunare, 5 Granata, 6 Giorgigna, 7 Glory Video, 8 Grace CR, 9 Grade One Run, 10 Ginevra Princess, 11 Goody Efemar, 12 Goccia Prada, 13 Grery Sage. Macchina che inizia a prendere velocità. Problemi per Grery Sage. Sbaglia anche Grace CR, partiti, sbaglia Galassia Lunare, va a numero 3 Galassia Lunare squalificato. Seconda posizione per Grace FD Spring. Numero 8 poi Grace dalla CR seconda fila Glory squalificato. Video, di fuori Granata. Numero 6 Giorgigna squalificato. Fioccano le rotture, primi 200 metri passati in 15,2 da Jeffy Cole, che ha preso la testa e ora guida nei confronti di Grace FD Spring, di fuori sempre Granata, mentre ha sbagliato anche Ginevra Princess. Numero 10 Ginevra Princess squalificato. 37 per la figlia di Nadal Sheba sulla curva di sinistra. Continua liberamente in vantaggio, Grace FD Spring in seconda posizione, di fuori sempre Granata, mentre c'è un'altra rottura nel centro del gruppo e così il gruppo si assottiglia, sempre numero 11 Goody Efemar squalificato. Era Goody Efemar numero 11 che è finito a tabellone e rimangono in 6 nel gruppo d'avanguardia con la seconda pariglia per Goccia Prad, una delle più attese del gruppo, che ha rifatto pian piano le posizioni, ora sembra voler spostare in terza ruota. Quando siamo al chilometro, passato in 1, 18,8. Jeffy Cole in vantaggio, Grace FD Spring in seconda posizione. La mossa in terza ruota da parte di Goccia Prad, che prova a dare il parziale sulla retta opposta alle tribune. Jeffy Cole in vantaggio, che prova ad allungare sulla pressione di Goccia Prad, che è arrivata al suo esterno. 15,3 per la retta opposta alle tribune. Jeffy Cole è ancora in vantaggio, ma Goccia Prad ha azione che sembra superiore quando siamo ormai all'imbocco addirittura d'arrivo. A fronte in vantaggio Goccia Prad, che ha sopravanzato Jeffy Cole, poi Grace FD Spring. Goccia Prad si allunga nel finale, viene leggermente sollecitata da Edoardo Baccalini, vince come vuole. Al secondo finisce Grace FD Spring, al terzo posto è Jeffy Cole. 1,17,8. Numero 12 dello schieramento a segno, Goccia Prad. Edoardo Baccalini allena e guida per i colori di Laura Moretti, figlia di Charlie Dunoyer e della sontuosa Nonan Le Pen, alla quale assomiglia anche un po' nelle fattezze. Viene a vincere in maniera chiarissima Goccia Prad, a segno in questa terza corsa Edoardo Baccalini per i colori di Laura Moretti.